benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Al via a Siracusa il G7 su agricoltura e pesca, presenti i paesi africani, obiettivo intensificare le coltivazioni al di là del Mediterraneo per la sicurezza alimentare delle popolazioni e per ridurre le migrazioni in Europa. Nuove proteste nelle località senza acqua, Enna esposto in procura, a Caltanissetta i cittadini continuano a chiedere risposte a gestore e comune, malore in TV per il sindaco, una nonna si incatena a Gela. Import ed export di droga, la Guardia di Finanza smantella un'organizzazione internazionale che rivendeva gli stupefacenti a Malta e riforniva le principali piazze di spaccio siciliane. 9 gli arresti tra Catania, Oristano e Udine. Il film Igloo, Il Padrino, ispirato a Messina Denaro, non sarà proiettato a Castelvetrano, città natale del boss. Il rifiuto arriva dal gestore dell'unica sala. Non interessa, si giustifica. 36 anni fa tra Valderice e Trapani l'assassinio mafioso di Mauro Rostagno da una TV privata faceva giornalismo di denuncia chiamando in causa Cosa Nostra, ma anche politici, imprenditori, massoni. Scuola, bocciati con il 5 in condotta, rimandati con un 6, approvato alla Camera il decreto del ministro Valditara, a carico di chi aggredisce gli insegnanti, multe salatissime. I ragazzi si dividono, dissente anche qualche insegnante. Calcio, continua il momento no del Catania, fermato in casa sullo 0-0 anche dal Cerignola. Riscatto Trapani che rifila una cinquina al Potenza, pari del Messina sul campo del Latina. In Coppa Italia stasera Palermo in campo al Maradona per i 16esimi. Dionisi punta su Brunori. Bentrovati, al via a Siracusa il G7 su agricoltura e pesca, presenti i paesi africani, la FAO, ministri italiani. In diretta da Ortisa, linea a Luca Ciliberti. Il piano Africa, il cambiamento climatico, il sostegno al reddito, l'agricoltura legale, questi sono i temi che saranno sul tavolo dei ministri dell'agricoltura che da oggi si riuniscono proprio qui al Castello Maniace, da dove vi stiamo parlando, sull'isola di Ortigia a Siracusa, per una delle 23 ministeriali previste nella presidenza italiana del G7, la 7ª presidenza del G7 per quanto riguarda il nostro paese, un appuntamento molto importante. Nel frattempo a Siracusa è in corso l'Expo che mette in mostra le eccellenze agroalimentari italiane. E già, perché sul sostegno al reddito, sul piano Africa si incentreranno questi incontri. Oggi il G7 è cominciato con le associazioni dei coltivatori, capeggiate da Coldiretti, che hanno riunito tutte le associazioni coltivatori del mondo per capire e per firmare insieme un documento che sarà presentato appunto ai grandi del pianeta. C'era per noi in rappresentanza dell'Italia la Coldiretti con Ettore Prandini, che abbiamo sentito, per capire cosa c'è dentro questo documento. Sì, assolutamente. Abbiamo discusso con le altre rappresentanze agricole che compongono il G7 un documento unitario da presentare a tutti i ministri che sono oggi invitati, dove mettiamo al centro regole chiare. La prima, la reciprocità, regole che devono essere confrontate fra di loro senza che ci sia una forma di concorrenza sleale su principi che in alcuni paesi vengono vietati e in altri sono consentiti. Andremo a limitare quelle che sono le importazioni di prodotti che provengono da altri paesi ma che non rispettano le stesse regole che vengono imposte in questo caso alle imprese agricole italiane e europee. Diventa un elemento di trasparenza, in questo modo li aiutiamo a crescere, non li vogliamo penalizzare. Contestualmente dobbiamo anche saper valorizzare però quella che è una
economia interna loro, dove paradossalmente tanto di quello che producono poi viene esportato e non viene messo a disposizione della loro popolazione. Stiamo già lavorando, compreso il fatto che nelle scorse ore abbiamo incontrato il futuro commissario all'agricoltura, e proprio queste sono le regole che gli abbiamo chiesto di inserire in tempi brevi, quindi reciprocità, codice doganale che va modificato e giusta redditualità per il lavoro dei nostri agricoltori. Il presidente di turno di questo G7 Agricoltura è ovviamente il ministro italiano Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura italiano, che ha recepito, ha firmato questo documento e oggi lo presenterà appunto agli altri ministri dell'agricoltura dei paesi del G7. Tra questi sono stati invitati 10 rappresentanti africani, proprio perché, come dicevamo, l'Africa è il punto nodale dello sviluppo dell'agricoltura. Il cambiamento climatico non permette più alcune coltivazioni nei paesi sviluppati, cosiddetti sviluppati, e allora si cerca di puntare tutto in Africa. E noi abbiamo chiesto al rappresentante delle organizzazioni agricole mondiali, che è un keniota, come viene recepito questa richiesta di aiuto che arriva dai paesi occidentali, ma soprattutto quali sono le richieste dei paesi africani. Sentiamolo. Un incontro come quello di oggi innanzitutto è importante perché gli agricoltori sono qui, hanno un posto intorno al tavolo delle decisioni, hanno la possibilità di esprimere i loro bisogni e di comunicarli direttamente ai ministri, al ministro italiano che ha la presidenza di turno. Per gli agricoltori africani le problematiche sono innanzitutto il cambiamento climatico, costruire un futuro di resilienza, stanno soffrendo, sentendo le conseguenze. Seconda questione assolutamente vitale è garantire l'accesso al credito e poter investire. Il costo del credito in Africa è estremamente elevato. Terzo, attrarre giovani in agricoltura e infine occuparsi dei servizi sociali, della parte di inclusione per gli agricoltori e le loro famiglie. Is another important thing. Il G7 è cominciato oggi, si concluderà sabato all'ora di pranzo. Saranno coinvolti anche gli studenti, perché il futuro appunto passa dai giovani, ma saranno coinvolti anche i pescatori, perché questo, lo ricordiamo, è il G7 dell'agricoltura e della pesca. La linea può tornare allo studio. Grazie a Luca Siliberti in diretta da Siracusa. Intanto da Caltanissetta a Enna continuano le proteste contro la mancanza d'acqua. La popolazione chiede risposte immediate alle società responsabili del servizio idrico e alle amministrazioni locali. A Gela una nonna si incatena. Gerri Italia. Ottavo giorno di protesta a Caltanissetta, dove un centinaio di cittadini si sono radunati davanti alla sede di Caltacqua, la società che gestisce il servizio idrico. I manifestanti chiedono chiarezza sui turni di erogazione dell'acqua e la rescissione del contratto con la società, dopo settimane di caos. Alcune aree, come Contrada Nishima, non ricevono acqua da 3 mesi. Durante la protesta una donna ha avuto anche un malore ed è stata soccorsa da un'ambulanza. Il sindaco, Walter Tesauro, è intervenuto per calmare gli animi, mentre la polizia ha bloccato il traffico nella zona. Intanto un vertice in prefettura ha visto la partecipazione di Caltacqua e Siciliacque, che si sono impegnate a ripristinare la fornitura entro la settimana. Anche a Gela la situazione è ancora tesa. Nei giorni scorsi, nonostante la turnazione a giorni alterni sia stata ripristinata, una scuola è rimasta senza acqua, spingendo una nonna a incatenarsi davanti al municipio. Come mai se è arrivata l'acqua sabato? Sabato e domenica la scuola era chiusa, lunedì mattina non c'è acqua. Lo chiedo al bidello e mi risponde: signora, sì, perché abbiamo il motorino che non pesca a sufficienza quando arriva l'acqua, il serbatoio che perde e quindi rimaniamo senza acqua. Benissimo. Ora, calcolando che la scuola si è chiusa a giugno e che si è riaperta a settembre, durante questo periodo chi doveva provvedere a sistemare il discorso dell'acqua? Le proteste intanto continuano anche a Enna, dove l'acqua arriva ogni 6-7 giorni con punte di emergenza a Nicosia. Il comitato Senza Acqua ha presentato un esposto in procura accusando il gestore Acqua Enna di interruzione di pubblico servizio. La popolazione è esasperata, con oltre 400 persone che hanno partecipato a un'assemblea cittadina per chiedere interventi urgenti.
Avete sentito nel corso del servizio di Geritalia del malore di quella donna di Caltanissetta? Ebbene, anche il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha avuto un malore durante la diretta televisiva proprio sull'emergenza idrica in città. Tesauro all'improvviso è diventato pallido, ha chiesto l'intervento dei medici ha interrotto la trasmissione. E dopo l'arrivo dei sanitari, per fortuna, il sindaco di Caltanissetta si è ripreso. Passiamo ad altro, import ed export di droga. La Guardia di Finanza smantella un'organizzazione internazionale che rivendeva stupefacenti a Malta e riforniva le principali piazze di spaccio siciliane. 9 gli arresti fra Catania, Oristano e Udine. Tonino De Mana. Catania, Oristano, Udine e poi Malta. Ruota su queste direttrici il blitz antidroga effettuato dalla Guardia di Finanza etnea che ha sgominato un traffico internazionale di stupefacenti. 9 gli arresti, ma ci sono anche 12 indagati. L'operazione, denominata El Loco, il pazzo, ha incluso anche il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di quasi €500.000. 2 i gruppi criminali finiti nel vortice giudiziario. Il primo era operativo nell'Interland etneo e nella provincia di Siracusa, ma con propaggini transnazionali si procurava cocaina, hashish e marijuana in Spagna per poi esportare la roba a Malta. Nel corso dell'indagine sono emersi rapporti d'affari con un esponente del clan Cappello Bonaccorsi, condannato per mafia, che sarebbe risultato uno degli investitori. Il secondo sodalizio si occupava invece della vendita al dettaglio del narcotico nelle piazze di spaccio della provincia etnea e Aretusea. Uno degli indagati sarebbe stato il collante tra le due bande. Nell'una avrebbe svolto il ruolo di longamanus per l'esecuzione degli ordini, occupandosi prevalentemente dei viaggi e della logistica di spedizione e trasporto dello stupefacente. Nell'altra, quale promotore, si sarebbe stabilmente occupato della cessione delle partite di droga approvvigionate dalla Spagna agli altri criminali per la successiva gestione della vendita al dettaglio. Complessivamente sono stati sequestrati 18 kg di cocaina, 41 kg di hashish e 50 di marijuana. A Catania avevano creato un fortino di armi clandestine in un'abitazione del quartiere San Cristoforo. Li ha scoperti la polizia, che era alla ricerca di un giovane per una settimana sfuggito all'ordine di carcerazione. Nel fortino, questo qui, gli agenti hanno trovato 3 armi con la matricola a brasa e 2 pistole rubate. 2 gli arresti. Il film Idru, Il Padrino, ispirato a Matteo Messina Denaro, non sarà proiettato a Castelvetrano, città natale del boss. Il rifiuto arriva dal gestore dell'unica sala della città. Non interessa, si giustifica. Ma i motivi potrebbero essere altri e ce li racconta Adelaide Barbagallo. Sono scene di Idru, l'ultimo padrino, il film sulla storia di Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo il 16 gennaio 2023 e morto il 25 settembre dello scorso anno. Uscirà in tutte le sale italiane, ma non a Castelvetrano, città natale del boss. Il netto rifiuto è arrivato dal gestore del cinema Marconi, Salvo Baccarino. Non interessa, non mi riguarda, tuona lapidario. Perché questa chiusura netta? In parte, invece, il film lo riguarda molto da vicino. Uno dei 2 personaggi principali della pellicola, Catello, interpretato da Tony Servillo, si rifà proprio alla figura del padre Antonio, arrestato e condannato per traffico di droga, morto nel 2021. Era stata accolta la sua richiesta di revisione della sentenza e si era messo a disposizione dei servizi segreti per la cattura del super latitante Messina Denaro. A questo scopo aveva intrattenuto una lunga corrispondenza con il capomafia. Io sono una vittima, io sono innocente. Sei morto, come il tuo amico Don Gaetano. Ha ragione il gestore del cinema, afferma Giuseppe Cimarosa, da noi raggiunto al telefono. Cimarosa è parente di Messina Denaro, ma si è sempre dissociato dalla famiglia del boss e non ha mai voluto avere a che fare con la mafia. Nel film, spiega, si descrive come figura ambigua Antonio Vaccarino. Sarei d'accordo se si mettesse in ridicolo il boss. Perché gettare ombre su altri? Siamo certi che Vaccarino non sia stato vittima del sistema? Occorre far emergere la verità sulla non cattura di Messina Denaro, cercato a lungo e mai trovato, pur vivendo alla luce del sole. Certe storie non vanno romanzate, chiosa.
ma alcuni vorrebbero che il film venisse proiettato, tra loro il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, che dice di voler convincere il gestore del cinema a cambiare idea. Vedremo. 36 anni fa, fra Valderice e Trapani, l'assassinio mafioso di Mauro Rostagno. Da una TV privata faceva giornalismo di denuncia, chiamando in causa Cosa Nostra, ma anche politici, imprenditori, massoni. Laura Spanò. 36 anni fa, nelle campagne di Lenzi tra Valderice e Trapani, moriva per mano mafiosa Mauro Rostagno, sociologo, giornalista, fondatore di Lotta Continua e terapeuta. Se c'è una cosa che non apparteneva a Mauro Rostagno era il silenzio, e fu per questo che fu decretata la sua morte. Dagli schermi di RTC, TV privata di Trapani, il suo giornalismo di denuncia, il suo raccontare sempre la verità dei fatti, aveva fatto arrabbiare mafiosi, politici, imprenditori e massoni. Raccontare, fare informazione, non gossip o fake news o finte inchieste, inesistenti scoop. Ecco chi era Rostagno. Fu la mafia ad ucciderlo, lo hanno scritto i giudici, condannando all'ergastolo il mafioso Vincenzo Virga, ma lo scenario non è completo. Sono stati scoperti i mafiosi con le coppole e le lupare, ma mancano all'appello i mafiosi che l'hanno fatta franca, quelli che nel 1988 erano dentro le logge della massoneria segreta e deviata. Fu ammazzato per volere dei vertici di Cosa Nostra. Vincenzo Sinacori, collaboratore di giustizia, raccontò ai magistrati che Francesco Messina Denaro, boss di Castelvetrano e padre di Matteo, incaricò a Vincenzo Virga di eseguire l'omicidio di Rostagno. La pista mafiosa che era lì a portata di mano, parola dell'allora dirigente della squadra mobile Rino Germanà, per certi investigatori e un procuratore della Repubblica però venne definita inverosimile. C'erano quasi riusciti a far passare l'omicidio di Rostagno per una vendetta personale, per corna, se non fosse stata per la caparbietà di un poliziotto, Giuseppe Linares, capo della mobile, negli anni di riapertura dell'indagine che in poco tempo, nel 2011, porterà al processo in corte d'assise. Oggi ricordare il suo assassinio richiama il dovere di continuare in ogni ambito della vita sociale nell'impegno per la libertà delle mafie e per lo sviluppo civile delle nostre comunità. Nell'inchiesta per il voto di scambio a Paternò arriva la richiesta di rinvio a giudizio per 49 persone, fra loro anche il sindaco Naso. I reati ipotizzati vanno dall'associazione mafiosa alla corruzione e al traffico e spaccio di droga. Il giudice dovrà decidere ora se mandare a processo gli indagati. Al via il tour della Polizia di Stato che a bordo di un camion azzurro sensibilizza i giovani sulle insidie che nascondono i social. Oggi tappa ad Agrigento. Davide Sardo. Parte la carovana della polizia contro i rischi e le insidie che corrono su internet e i social. Con il truck bianco-azzurro è iniziato il tour che attraverserà la Sicilia. Il camion, allestito con tecnologie di ultima generazione, propone incontri tematici con gli studenti e operatori nel sociale. Anche quest'anno, con l'inizio dell'anno scolastico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza promuove la campagna educativa itinerante Una vita da social, finalizzata alla sensibilizzazione giovanile e alla prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo del web, coinvolgendo insegnanti, genitori e alunni tra informazione e confronto. Oggi tappa anche ad Agrigento. È importante fare prevenzione, è importante esporre i ragazzi a momenti di sensibilizzazione come questo, perché adesso più che mai i rischi legati alla rete sono tanti. Sentiamo parlare di giochi online, di giochi virtuali, di reti nelle quali i ragazzi, soprattutto i giovanissimi, possono ritrovarsi. Domani la carovana arriverà a Catania. Verde, Catania, fanalino di coda fra le grandi città italiane. Alberi e giardini occupano soltanto il 22% dello spazio urbano e d'estate l'esposizione al sole diventa devastante. Tonino De Mana. Alberi e giardini occupano soltanto il 22% dello spazio urbano. Se la matematica non è un'opinione, l'ultimo posto di Catania tra le 12 grandi città prese in esame, i dati si riferiscono al 2022, certifica la scarsa propensione green della città etnea. Lo mette nero su bianco il report dell'Husqvarna che si è basato su rilievi satellitari. Immagini che non lasciano spazio ad interpretazioni con una netta diminuzione delle aree a verde. Conforta però un dato: Catania, seppur ultima, fa registrare il miglior
miglior incremento positivo rispetto alle città analizzate, con più arbusti piantumati rispetto a quelli rimossi. Alberi che però ombreggiano soltanto il 16% del territorio, con una perdita netta di copertura di chioma arborea che non consente riparo a quanti si avventurano in passeggiate nelle ore centrali del giorno. Chi può cerca riparo a Villa Bellini, uno dei pochi polmoni verdi rimasti, anche se negli ultimi anni lo storico giardino ha subito pesanti perdite. Alberi tagliati un po' ovunque, in nome e per conto della sicurezza, a volte rimpiazzati, altre volte abbandonati a se stessi e senza irrigazione, come abbiamo documentato a Librino. Catania brilla invece alla voce verde incolto, con rigogliosi cespugli che ricoprono strade e marciapiedi. Non è esente il cimitero di via Aquicella, che di monumentale ha anche la vegetazione che invade loculi, cappelle e vialetti. Scuola bocciati con il 5 condotta, rimandati con un 6, approvato alla Camera il decreto del ministro Valditara. A carico di chi aggredisce gli insegnanti, multe salatissime, da 500 fino a 10.000 euro. I ragazzi, sentirete, si dividono e c'è qualche dissenso anche tra gli insegnanti. Desiree Ferlito. Tempi duri per i bulli a scuola, niente promozione senza la sufficienza in condotta. Approvato alla Camera il decreto legge del ministro dell'istruzione Valditara. Bocciati automaticamente se il voto in condotta sarà di 5 o inferiore, rimandati a settembre con il 6. Quanto hai in condotta tu? Io ho 10 in condotta. Sì, però dal mio punto di vista nel momento in cui un ragazzo ha un voto di condotta inferiore, il vero ruolo lo ha la scuola e l'istituzione scolastica per riuscire a condurre la persona ad avere un voto di condotta maggiore. Io personalmente non sono d'accordo, poiché molte persone possono avere delle carenze dal punto di vista del comportamento, che sicuramente è una questione prioritaria, però ovviamente possono anche avere un rendimento scolastico ottimo. La linea della scuola non credo debba essere questa, non dovrebbe punire, sanzionare. Il voto sul comportamento inciderà anche sull'ammissione all'esame di maturità. Si potrà ottenere il massimo della votazione finale, 100 centesimi, soltanto se il giudizio in condotta sarà pari almeno a 9. Personalmente, essendo un ragazzo uscente appunto con la maturità, non avere il credito massimo solamente prendendo un 9. A carico degli studenti responsabili di aggressioni a danno di dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico, multe da 500 fino a 10.000 euro. Un decreto repressivo nei confronti dei ragazzi, dimenticando che innanzitutto la scuola è un'agenzia educativa, non repressiva. Che hai combinato per avere 6? No, nulla, semplicemente è normale magari essere un poco più agitati, sempre nei limiti del rispetto verso i professori e verso l'istituzione scolastica. La scuola riparte dunque dalla disciplina in una generazione dove a volte essere un bullo vuol dire essere leader. Il governo prova a raddrizzare i ragazzi indisciplinati. Da quest'anno ho deciso di provare a riscattarmi, essendo l'ultimo anno. Breve pausa, tra poco il calcio con il Catania che non sa più vincere, il riscatto del Trapani e il pari del Messina. Vi aspettiamo. Frena il Catania che non va oltre lo 0-0 contro il Cerignola e che ha conquistato solo 2 punti nelle ultime 3 partite. Al Massimino un tempo per parte e pareggio giusto, ma la vetta rischia di allontanarsi. Marco Carli. 2 punti nelle ultime 3 partite, 2 0-0 consecutivi al Massimino e l'ennesimo infortunio a centrocampo, questa volta per Sturaro, coinvolto il collaterale del ginocchio sinistro. Sono le notizie negative del Catania che con il Cerignola parte bene, mettendo in mostra soprattutto l'ex D'Andrea e Lunetta, ma fallendo qualche chance importante per passare in vantaggio. Poi nella ripresa il calo con i pugliesi che, senza rendersi particolarmente pericolosi, esercitano una chiara supremazia, costruita anche dalla conoscenza. Raffaele, al contrario di Toscano, può contare su un gruppo già rodato negli scorsi campionati. Secondo me potevamo e dovevamo fare meglio dal punto di vista dell'intensità e del ritmo, e in quello dobbiamo crescere e alzare il livello di prestazione individuale e di squadra. Al netto degli infortuni e dell'indubbia frenata c'è anche la considerazione di un calendario che finora ha messo di fronte gli etnei alle squadre che occupano la parte più alta della classifica. Abbiamo affrontato nelle ultime 3 gare 3 squadre in salute, che lo sta dimostrando la classifica. Noi probabilmente è un periodo non fortunato sia per le occasioni sia per gli infortuni.
Fra le note liete della serata del Massimino il movimento di D'Andrea che ha messo alle spalle l'infortunio estivo. Mi sono ripreso, sto lavorando bene e devo ringraziare lo staff medico e lo staff del mister e di tutti quanti se adesso sto così. Entrambe imbattute e in trasferta le altre siciliane. Il Trapani ha dilagato a Potenza e il Messina ha conquistato il primo punto fuori casa a Latina. Francesco Triolo. Una vittoria cercata, voluta quella del Trapani, una vittoria netta. Potenza tira fuori l'artiglieria pesante del 5-1, rilancia la candidatura granata alle zone alte della classifica. Ottimo l'approccio alla gara, 2 reti, quelle di Foll e Silvestri, prima di subire il possibile rientro del Potenza nel finale del primo tempo con la rete di Caturano. Nei secondi 45 minuti la gara cambia con l'espulsione di Novella e quindi con il triste di Bifulco che chiude la partita. Nel finale la doppietta di Lescano, 4 partite e 8 punti per Totò Aronica da quando ha sostituito Alfio Torrisi in panchina. Qualche punto perso per strada, soprattutto con Taranto e Juventus Next Gen, ma adesso c'è tutta la voglia di riprendere a marciare. Torna con un pareggio dal primo di un doppio impegno esterno invece il Messina, che ha conquistato il primo punto stagionale in trasferta, un pari più che meritato sul campo del Latina dopo essere andato vicino anche al successo pieno. Una bella iniezione di fiducia per i giallorossi, una risposta anche morale dopo il caso Modica post Casertana. Il Messina è passato in vantaggio a metà del primo tempo con un bel gol di Pedicillo, recuperato però dopo 8 minuti da quello di Capanni, ma la squadra di Modica non ha mai arretrato il baricentro, ha sempre giocato in maniera propositiva e ai giallorossi manca anche l'espulsione di Crecco, che a 20 minuti dalla fine ha fratturato il naso a Salvo e meritava il rosso, mettendo la gara probabilmente su un altro binario. In campo stasera il Palermo nei 16esimi di Coppa Italia, rosanero al Maradona contro il Napoli. Dionisi punta su Brunori. Marco Cullà. Il fascino che si intreccia al ricordo. Il Maradona, ex San Paolo, rievoca piacevoli momenti ai tifosi rosanero. Erano anni in cui il Palermo era abitué della parte sinistra della classifica di Serie A e aveva addirittura potenzialità superiori al Napoli. Come cambia il calcio stasera è tutta un'altra storia, anche se la speranza per il Palermo è quella di tornare ad altissimi livelli. Non prevedo il futuro, sicuramente il passato è scritto, il futuro è da scrivere. E come ho già detto quando sono arrivato, ora sono qua da 2 mesi, ho scelto questa realtà per scriverlo insieme alla gente, insieme a voi, insieme alla squadra. E nel futuro c'è comunque l'obiettivo di una proprietà, di una città, di arrivare a giocare partite come quella di dopodomani con più continuità. Il Palermo dal canto suo proverà a fare male ad una delle candidate alla conquista dello scudetto. Dionisi punterà su Brunori, apparso opaco in questa prima parte di stagione ma voglioso di riscatto. Lucioni e Baneca tornano tra i convocati, potrebbero giocare. Chance dal primo minuto anche per l'Eduaron. Conte farà rifiatare Lukaku, in avanti ci saranno Neres, Raspadori, Ngonge e Simeone. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.